storica trattoria L'Amelia di Mestre, sono già 10 in 5 anni, compreso pure il periodo del lockdown. Il titolare esasperato: basta, sto pensando di trasferirmi. Inchiesta a Tangenti a Venezia, in corso l'udienza del riesame per decidere della scarcerazione di Boraso e altre 4 persone. Intanto Brugnaro annuncia che il comune è pronto a costituirsi parte civile. La reazione dei meloniani alle dichiarazioni del segretario veneto della Lega Alberto Stefani. Al di là dei sondaggi, sono le parole di Luca De Carlo: i veneti hanno votato Fratelli d'Italia. Non si placca la protesta dei lavoratori agricoli in attesa del rinnovo del contratto. A Mestre un presidio di fronte alla sede di Confagricoltura ha chiesto un aumento salariale e più sicurezza sul lavoro. Futuro incerto per i lavoratori di Speedline dopo l'incontro cruciale presso il Mimit il 30 luglio. Si sta procedendo verso la richiesta di insolvenza per andare in amministrazione straordinaria. In piazza San Marco arrivano i nuovi banchi vendita di souvenir per aumentare ordine e decoro, realizzati da un'azienda di Murano. Le misure standard aperti saranno di 2 metri di lunghezza e 1,50 di altezza. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In apertura la cronaca, lo avete sentito dai nostri titoli, per l'ennesima spaccata, la 10ª in meno di 5 anni al ristorante Amelia di Mestre. Il titolare è ormai tentato di trasferire il locale in un'altra città. Poco distante, in via Giustizia, c'è anche la carrozzeria che ha subito oltre 30 colpi in 10 anni. Lei sta pensando di trasferirsi altrove? Ci sto pensando, io amo questo posto, ho una clientela fantastica e lavoro molto bene, però io, se faccio una comparazione con l'altro ristorante che ho da 17 anni ormai a Santa Giustina in Colle, che è in provincia di Padova, 17 anni solamente, una volta ci hanno fatto un furto. Luca Serpente ha perso il conto di quanti furti abbia subito il suo ristorante. Da quando nel 2019 ha rilevato l'Amelia, a Mestre un nome storico nel suo campo, almeno 10. In meno di 5 anni però, perché di mezzo c'è stato anche il lockdown per Covid. I segni dell'ultima notte di assalti sono evidenti. Una porta completamente scardinata e soprattutto l'avventuroso percorso che, aprendo un varco sul muro esterno, ha portato il o i ladri dentro al locale. Migliaia di euro di danni per un colpo che alla fine si è sostanzialmente risolto con un bottino modesto. E cosa hanno portato via? Stupidaggini, perché parliamo di danni di migliaia di euro e mi vanno a rubare qualche bottiglia o il fondo cassa, che non, quindi sono veramente furti che non hanno senso. Io continuo a non capire, questo è l'ennesimo furto, è l'ennesimo scasso. Sono sempre stati danni di poche migliaia di euro, stavolta questo è un danno molto grande. Via Giustizia è meno conosciuta di altre strade di Mestre come Via Piave, assurta agli onori delle cronache nazionali col titolo poco gratificante di capitale italiana dello spaccio di droga. Ma anche qui le cose non vanno benissimo. A meno di 300 metri, ad esempio, la carrozzeria moderna di Paolo Favaretto è diventata famosa per aver subito in 10 anni più di 30 furti con danni per 2 milioni di euro. Purtroppo la situazione di questa zona, ma un po' di tutta Mestre, è questa adesso, in questo momento. Sono arrivati anche diversi assessori qua a darmi solidarietà, non questa volta, ma le volte scorse. Però poi dopo vedo che sono tutti quanti appelli che rimangono un po', come dire, non esauditi. Inchiesta a Tangenti, si attende l'esito dell'udienza del riesame per decidere della scarcerazione di Boraso e altre 4 persone. Intanto il sindaco Brugnaro ha detto che il comune è pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo. Da una parte la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato di Renato Boraso al Tribunale del Riesame di Venezia, dall'altra l'annuncio del sindaco Brugnaro di una possibile costituzione parte civile del Comune di Venezia contro il suo ex assessore e chi ha danneggiato l'amministrazione. Sullo sfondo il conto alla rovescia di un consiglio comunale infuocato venerdì mattina, per il quale le polemiche sono già cominciate dopo la decisione di convocarlo in via Palazzo a Mestre, sede più piccola di Cafarsetti e reputata dalle opposizioni inadatte ad accogliere cittadini, comitati e associazioni che intendono assistervi. A Venezia il Tribunale del Riesame è chiamato a valutare anche le posizioni degli imprenditori Fabrizio Ormenese in carcere, Marco Rossini e Matteo Volpato ai domiciliari, come Alessandra Bolognin, direttrice della municipalizzata IVE.
Per il suo avvocato, le dimissioni di Boraso dall'assessorato non rendono più possibile la reiterazione del reato. Intanto, in vista del Consiglio Comunale a Mestre, la maggioranza ha rinserrato le fila. Il sindaco ha ribadito la volontà di andare avanti, affermando che non avrebbe potuto mai neanche immaginare ciò di cui è accusato Boraso. Sul fronte delle opposizioni, tutta la città insieme ha depositato un accesso agli atti su progetti ed eventuali atti di consegna dei lavori per bloccare il Bosco dello Sport e liberare fondi per i grandi problemi della città. La politica ora, abbiamo i numeri per correre da soli. Le dichiarazioni del segretario veneto della Lega Alberto Stefani innescano un primo botta e risposta tra gli alleati. Per Villanova il Veneto alla Lega è una questione di diritto. Chi ne fa una questione di numeri, chi di strategia, sta di fatto che le regionali 2025 stanno scaldando gli animi nel centrodestra in Veneto. Dopo le parole del segretario della Lega Alberto Stefani, ieri intervistato dal direttore Luigi Baccialli, che ha dichiarato di avere i numeri per vincere in Veneto anche senza gli alleati, il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia mette a segno una prima sferzata. Non sono un grande appassionato di sondaggi, mi piacciono molto di più i risultati elettorali. I risultati elettorali sia delle scorse politiche sia di quelle delle recentissime elezioni europee ci dicono che i veneti apprezzano gli esponenti e il messaggio di Fratelli d'Italia. Non ne fa una battaglia di numeri ma una questione di diritto. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova. Abbiamo riportato con il presidente Zaia la nostra regione al centro del dibattito politico, anche adesso con tutto il processo sull'autonomia il Veneto è il portabandiera di questo progetto di rinnovamento dello Stato e quindi io credo che mantenere la guida di questa regione per un movimento come il nostro, un movimento identitario legato al territorio sia semplicemente fondamentale. Noi non ci possiamo permettere dal punto di vista politico di perdere quello che è un nostro simbolo. Nelle condizioni di Stefani farei la stessa cosa. Chiosa, il coordinatore trevigiano dei meloniani Claudio Borgia, fanno il loro lavoro sul territorio. I pesi però, chiarisce, sono cambiati. Noi siamo cresciuti, siamo arrivati al 37% in provincia di Treviso, anzi 36,75 per essere corretti, il 37% a livello regionale, credo che sia un dato importante. Poi ricordo che tra l'altro è il dato più alto in Italia di Fratelli d'Italia. Spetterà ai vertici nazionali di centrodestra a trovare la quadra. Al tavolo siederanno Tajani, Salvini, Meloni e di certo lo stesso Zaia. Ma se la Lega spinge per mantenere il primato in Veneto, ai fratelli il compito in queste ore di suggellare l'alleanza. Smettiamola di parlare di divisioni, ma stiamo assieme e diamo ai veneti un'offerta politica ed anche un candidato che esprima ciò che i veneti veramente vogliono, e cioè l'unità. Protesta a Mestre di fronte alla sede di Confagricoltura per il mancato rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli. Oggi abbiamo avviato la mobilitazione a livello regionale per il rinnovo dei contratti provinciali dei lavoratori agricoli e florovivaisti. Anche qui in provincia di Venezia le trattative si sono bloccate, per cui siamo qui a protestare davanti a Confagricoltura dove si svolgono le trattative per riaprire il tavolo. Non si placa la protesta dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia. A oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto, la frustrazione tra i lavoratori è palpabile. Le organizzazioni sindacali FLAI, FAI e WILA hanno espresso profonda delusione per il mancato accordo con Confagricoltura, Coldiretti e CIA di Venezia, definendo le risposte delle controparti come incomprensibili e inaccettabili. Con l'indice dei prezzi al consumo programmato per il 2023 al 6,9%, escludendo i costi energetici, la proposta di un aumento salariale del 6% è stata giudicata del tutto inadeguata. La CISL chiede un riavvio della trattativa che possa effettivamente rappresentare un compromesso equo tra le richieste che abbiamo fatto noi nella piattaforma, che sono state molte e purtroppo in larga parte non accolte, non incontrate, e una proposta di un incremento economico adeguato da parte di un settore che è in crescita e che quindi può permetterselo. I sindacati chiedono con urgenza e serietà un impegno concreto per raggiungere un accordo equo e soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Non è tardata la risposta di Coldiretti, Confagricoltura e CIA. Ci sorprende l'iniziativa dei sindacati, hanno detto. Da alcuni mesi in tutte le province sono in corso le trattative con l'obiettivo di raggiungere quanto prima ad un accordo per i rinnovi. Diverse province hanno già recepito molte delle richieste dei sindacati dei lavoratori. Questa fuga in avanti e questa modalità di azione non ci appartengono e ci hanno lasciati basiti. Ciò nonostante ribadiamo la nostra massima disponibilità
opportunità e attendiamo fiduciosi che per il bene del settore si riprenda il dialogo costruttivo che da parte nostra non è mai venuto meno e si ponga davvero come priorità il raggiungimento del rinnovo contrattuale, obiettivo che dobbiamo avere tutti. Futuro incerto per i lavoratori di Speedline. Dopo l'incontro cruciale presso il Mimit il 30 luglio si sta procedendo verso la richiesta di insolvenza per andare in amministrazione straordinaria. È stata presentata l'istanza di insolvenza presso il Tribunale di Venezia per la richiesta di amministrazione straordinaria. Una situazione molto critica che vede questa vertenza, che è lunga e dura ormai da 2 anni, affrontare un nuovo scoglio. Futuro incerto per i lavoratori di Speedline. Dopo l'incontro cruciale presso il Mimit il 30 luglio, la situazione diventa sempre più complessa e difficile per i lavoratori, ma grazie al supporto delle istituzioni si sta procedendo verso la richiesta di insolvenza, con la prima udienza fissata per l'11 settembre presso il Tribunale di Venezia. Le organizzazioni sindacali sottolineano l'urgenza di intervenire rapidamente per sfruttare questa opportunità e trovare una soluzione industriale che tuteli l'occupazione e garantisca continuità alle imprese dell'indotto. Auspichiamo che l'istanza di amministrazione straordinaria venga accolta e che questo processo che ci vedrà impegnati per i prossimi mesi, per il prossimo anno, sia accompagnato, e sicuramente lo sarà, da tutte le istituzioni e da tutti gli stakeholder che hanno seguito quella che è stata la vicenda di questa azienda. La cancellazione massiccia di ordinativi nel settore automotive, in particolare da Maserati, ha avuto un impatto devastante sui piani di sviluppo di Speedline. Il piano industriale presentato a inizio anno non può essere sostenuto, ribadiscono sindacati e lavoratori, che accusano il gruppo Ronald di irresponsabilità verso Speedline, le istituzioni e i lavoratori. Il percorso sarà arduo e richiederà il supporto delle istituzioni, delle OSE e delle decisioni del Tribunale per proteggere il patrimonio industriale, occupazionale ed economico del territorio. FIM e FIOM di Venezia hanno infine criticato il fondo callista per la sua gestione inadeguata di Speedline, auspicando che il processo di amministrazione straordinaria inizi al più presto, garantendo continuità produttiva e perseguendo chi ostacola la rinascita della fabbrica. Un'assemblea generale informativa è prevista per giovedì. Tra gennaio e marzo 2024 le imprese del territorio di Venezia e Rovigo hanno generato esportazioni per un valore di 1,9 miliardi di euro, il 9,9% delle esportazioni regionali. Il dato è stato reso noto dalla Camera di Commercio ed è inferiore del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si parla di 234 milioni di euro in meno in valori assoluti e del 3,8% rispetto al primo trimestre 2022. Il risultato inferiore sia al complessivo del Veneto, che segna un meno 5,1, che a quello nazionale attestato intorno ai meno 2,8%. Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza, approvato il progetto definitivo. Il progetto definitivo per la costruzione del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza è stato approvato. L'intervento prevede la costruzione di un nuovo svincolo a circa 1,9 km a est dell'attuale, tra i comuni di San Stino di Livenza e Annone Veneto. Il nuovo casello sarà potenziato con 3 porte di ingresso e 5 di uscita per una larghezza complessiva di circa 70 metri. Il sindaco di San Stino di Livenza, Gianluca De Stefani, ha espresso soddisfazione per l'approvazione del progetto e l'avvio del bando di gara, sottolineando l'importanza di rendere più sicura la A4 e di alleggerire il traffico autostradale dal centro urbano. È un passo avanti per il nostro territorio, assolutamente un progetto necessario, perché proprio per far fronte a quello che è soprattutto l'esodo estivo turistico per Bibione e per Caorle. La procedura di impatto ambientale si è conclusa positivamente con alcune prescrizioni come il completamento della tangenziale Pancino e la costruzione di una rotatoria tra la strada provinciale 60 e via Fossonna. La dichiarazione di pubblica utilità ha avviato la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie. Un'opera essenziale, fondamentale per mettere in sicurezza questo tratto, e appunto poi col completamento e anche con la realizzazione della terza corsia andremo a mettere in sicurezza veramente un tratto difficile che è stato molte volte oggetto di incidenti purtroppo anche mortali. Il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di allargamento dell'autostrada tra San Donà di Piave e Portogruaro è previsto entro la fine del 2024.
Con l'arrivo della bella stagione tornano i centri estivi. Il Comune di Venezia ha promosso un bando da oltre 230.000 euro per le spese. Dal Comune di Venezia arriva un bando per quasi 232.000 euro per i gestori dei centri estivi 2024. Il bando si rivolge a realtà che abbiano realizzato almeno 2 settimane di attività estive, rendicontando il numero di frequentanti e dettagliando l'offerta proposta. Ribadiamo così il valore che attribuiamo a tutte quelle persone che, soprattutto in estate, quindi a scuole finite, quando la stragrande maggioranza dei genitori ancora lavora, erogano delle attività estive rivolte ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti. Si inquadra in questo senso la mappa interattiva dei centri estivi che il Comune di Venezia ha realizzato 3 anni fa per offrire una panoramica, anche se non completamente esaustiva, dell'intera offerta sul territorio di un'attività di cui l'amministrazione riconosce il valore educativo. Non si tratta quindi solamente di un supporto per le famiglie, importante, utilissimo, ma si tratta anche di uno spazio di crescita, di interazione, di aggregazione, di confronto. In occasioni in cui ho avuto modo di vederlo di persona nelle mie recenti e frequenti visite proprio ai GREST piuttosto che alle realtà delle polisportive o delle scuole, i più grandicelli cercano di prendere per mano i più piccolini, volendo emulare in un modello finalmente sano quello degli educatori e degli animatori. Una notizia arrivata ora in redazione: l'elicottero del SUEM 118 di Treviso sta intervenendo a Bibbione su richiesta dell'ospedale di Mestre per un ferito, pare un trauma cranico in seguito a un tuffo da un pedalò. Non sembra gravissimo, ma sul posto stanno intervenendo anche i sanitari del SUEM 118 di Mestre. Aggiornamenti nei telegiornali di domani ovviamente. Noi continuiamo invece con il telegiornale. Sono stati presentati in piazza San Marco i nuovi banchi per souvenir che dalla prossima settimana compariranno nell'area marciana con l'intento di esporre la merce in modo più ordinato ed efficiente. Realizzati da un'azienda di Murano, i banchi sono 35 di colore grigio antracite, dotati di tende e cassetti. Le misure standard da aperti saranno di 2 metri di lunghezza e 1,50 m in larghezza. A illustrare la novità l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga con l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto e il presidente della municipalità di Venezia Murano Burano Marco Borghi. E per questa edizione è tutto, grazie dell'attenzione, per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.